Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Parliamo di sanità questa sera, lo facciamo però partendo da un fatto di cronaca perché alla REMS di Maniago, che è la struttura che ospita le persone che si sono macchiate di alcuni reati ma che soffrono anche di disturbi mentali, sono avvenute nell'ultimo periodo alcune aggressioni ai danni del personale sanitario, in particolare agli infermieri. Noi siamo nella sede pordenonese del NURSIN, che è il sindacato degli infermieri, in compagnia del segretario provinciale Gianluca Altavilla. Buonasera Altavilla. Intanto allora direi che partiamo da questo punto, delle aggressioni avvenute sul posto di lavoro da parte di alcuni pazienti verso gli infermieri. Voi naturalmente avete subito portato alla luce questo problema, e qual è la situazione attuale? Allora, la situazione attuale è che l'azienda già aveva messo in preventivo con la nuova REMS di inserire una guardia giurata. Dalle indiscrezioni sembra che questo evento e la nostra segnalazione abbia incentivato la macchina ad aumentare la velocità, quindi di inserire la guardia giurata all'interno di questa struttura. La collega è ancora livida sotto un discorso morale da questa aggressione, perché non è la prima, bensì è la seconda. Sempre la stessa persona? Sempre la stessa persona, sempre una persona piccolina, è ancora livida perché uno non va a lavorare per essere menato, uno va a lavorare per esercitare la professione e per curare. Ma purtroppo in queste strutture, perché in regione ve ne sono ben 3, ci sono questi soggetti che sono socialmente pericolosi. È inutile che ci nascondiamo dietro al dito. Questi soggetti sono pericolosi. Allora, finché esiste la REMS, perché io avrei un'altra idea su questa struttura, perché farei non un passo indietro, ma 3 passi indietro sulle REMS, finché esistano queste strutture devono essere messe in sicurezza sia per i professionisti che esercitano, in questo caso gli infermieri e anche il personale di supporto, perché lo psichiatra non è fisso lì, perché è facile fare il discorso di riabilitare gli assassini, però bisogna essere presenti, non essere contattabili, che alle volte non si risponde telefonicamente, e questo me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Per cui mettere in sicurezza questa struttura con delle guardie giurate. Dopodiché è da fare una riformulazione a livello nazionale sulle REMS, perché così non funzionano. Allora, spieghiamo adesso come funziona, quanti posti ci sono. Lei ci dice se ne sono 3, ma in realtà i posti non sono molti e forse i tribunali alle volte avrebbero bisogno di qualche posto in più. Allora, i posti in questa REMS sono 2, poi nella nuova REMS potrebbero arrivare sino a 4, però la dotazione organica non è sufficiente, perché un infermiere è un OS. Ricordo che la collega non è riuscita a schiacciare il famoso tasto rosso per far scattare il meccanismo dell'emergenza, perché questo soggetto ha tirato giù un armadio che era fissato al muro con i tasselli da 8, no? L'ha tirato giù, quindi impedendo alla collega di schiacciare il bottone rosso e dare l'allarme. Quindi capite bene che questa collega è andata fin troppo bene, perché poteva finire anche peggio. Qual è la dotazione? Quante persone sono impegnate, diceva, insomma, almeno a livello infermieristico? Allora, sono 6 infermieri per mattino, pomeriggio e notte, quindi un infermiere la mattina, un infermiere al pomeriggio e un infermiere la notte. E c'è 6 OS, uno la mattina, uno al pomeriggio, uno di notte. Ma ne servirebbe forse il doppio, ma bisogna essere più reali del re, perché sappiamo che io vengo da un convegno di sabato in cui l'emergenza infermieristica è importantissima. Quindi sulla REMS forse sì, implementare il personale, ma soprattutto la sicurezza degli operatori. Dall'azienda sanitaria sono arrivate rassicurazioni, insomma, sulla presenza fissa di questa guardia giurata? Sì, vedo che stanno lavorando, quindi li lascio lavorare, monitoriamo dall'esterno, e dall'altra parte però la REMS in generale in Italia non può essere che l'infermiere faccia la guardia carceraria, perché questi sono in regime di carcerazione
con un percorso di riabilitazione. Il legislatore all'epoca, quando ha chiuso gli OPG e ha istituito le REMS, doveva un attimino fare due conti su questa cosa qua, perché ha ritirato le guardie carcerarie, no? Che almeno lì potevano intervenire in maniera importante, lasciando agli infermieri la parte sanitaria. Noi siamo dell'opinione che la REMS debba tornare sotto il Ministero di Grazia e Giustizia, deve essere istituito il vecchio ospedale psichiatrico giudiziario, o se no facciamo delle convenzioni, perché così il modello non funziona. Noi, poi io non riesco a capire, forse sono intollerante, ma non è possibile che uno che ha ammazzato 2 persone, come è successo a Trieste, no? Ricordiamo, no? Quello che ha ammazzato 2 poliziotti sfilando. Sì, questo vada in una REMS. No, questo deve stare in carcere per tutta la vita, perché ha ammazzato 2 persone in una maniera violenta. Non è possibile, perché abbiamo un bravo avvocato e un bravo psichiatra, che questo finisca in una REMS. No, è inammissibile. In Italia è inammissibile. Ecco, per quanto riguarda appunto gli episodi di Maniago, ha detto, insomma, una collega è stata aggredita 2 volte, non è stata l'unica però. No, assolutamente. Precedentemente, appena avevano aperto la REMS, noi eravamo usciti preoccupati su queste cose della sicurezza, avevamo ragione. C'è stato un soggetto che è andato su tutti i giornali e su tutti i telegiornali, no? Che ha aggredito persone, ha disfatto la REMS, proprio disfatta, come è successo anche settimana scorsa. Questo soggetto, no? Ha disfatto completamente la REMS, no? E poi una collega, quando ha rischiato la vita, se non aveva il ferretto, no, del reggiseno, lui aveva un coltello pronto per colpire, e il ferretto ha bloccato il coltello. Bisogna ricordarsi questo. Sì, è il motivo per cui naturalmente questo non è sicuramente un posto ambito, qualcuno ci deve andare a lavorare, ma credo che anche voi, a parte lo stato d'animo con cui un infermiere può andare a lavorare lì, ci sarà anche la difficoltà, insomma, che non credo ci sia la fila per andare a lavorare alla REMS. No, non c'è la fila per lavorare in generale nelle strutture pubbliche, però soprattutto la REMS non c'è la fila. Ribadisco, bisogna metterla in sicurezza, e a livello centrale bisogna fare un ripensamento su queste strutture, perché così sono una fucina di ancora reati nei confronti del personale sanitario. Non dobbiamo arrivare all'exodus, ma dobbiamo prevenirlo, perché ci sono stati troppi crash test. Sì, allora sul fatto che, insomma, qui una struttura particolare con persone sicuramente disturbate mentalmente, però le aggressioni agli infermieri purtroppo, e lo abbiamo visto con il periodo del Covid, o ai medici, al personale sanitario, insomma vale anche nel caso della REMS, si fanno sentire, insomma. Vi hanno chiamato eroi tante volte, però poi alla fine avete dovuto fare i conti con persone che vi insultano, spesso succede, con le ambulanze in reparto. Allora sì, perché la REMS è stato un capitolo, però 2 giorni fa una nostra collega in pronto soccorso, una donna, ha preso uno schiaffo da un utente. In servizio cura psichiatrica, l'SPDC, no? dove si gestiscono le acuzie, lì le aggressioni sono giorno per giorno. Cioè, allora, in certe strutture che sono, diciamo così, di possibile pericolo, bisogna mettere in atto delle procedure. Ma banalmente ci può essere una guardia giurata, perché non c'è la possibilità di avere la Polizia di Stato, anche se in ospedale c'è la presenza della Polizia di Stato. Comunque delle guardie giurate, magari 1, 2, no, che sono all'interno del presidio ospedaliero, perché poi è lì la problematica, no? Nel presidio ospedaliero di Pordenone, che vengono chiamati in caso di aggressione. C'è un'aggressione o c'è questo che si sta scaldando, io schiaccio il tasto e arriva la guardia giurata. Perché insomma
Parliamo di salute, ma esiste anche la salute dei professionisti sanitari, che non sono, nel loro contratto non sono previste le calunnie, le diffamazioni, le offese, le percosse. No, nel loro contratto non c'è scritto niente di tutto questo, no? Quindi perché le guardie giurate non possono avere, no, quegli strumenti che danno quella scarica? Perché dico, se uno va in pronto soccorso e aggredisce, tira uno schiaffo a una collega o a qualsiasi lavoratore, vuol dire che non sta così male. No? Si riferisce, immagino, anche a tante volte in pronto soccorso si sente magari le persone che hanno una lunga fila davanti, e poi possiamo anche analizzare i motivi per cui c'è quella lunga fila e magari potrebbe non esserci, che magari perdono la calma e cominciano a insultare persone che sono lì per salvare la loro vita di fatto. Sì, esattamente, perché i telespettatori si devono rendere conto che all'interno, per dire, del pronto soccorso di Pordenone, per quel bacino di utenza che abbiamo ci sono in totale 26 infermieri, dovrebbero essere 30. Ok, in turno. Ci sono 5 alla mattina, 5 al pomeriggio e 4 di notte che fanno i miracoli, di cui uno fa il triage, che è quello che vi accoglie, che capisce qual è la problematica, uno sta nella parte Covid e gli altri fanno tutti gli ambulatori. Quindi è un infermiere con 1000 gambe e 1000 braccia che risponde alle vostre esigenze. Poi c'è un tema da affrontare sull'organizzazione della medicina di prossimità, che è importante, perché molte volte le persone si rivolgono al pronto soccorso perché sul territorio, medici di base, non trovano una risposta. Allora lì bisogna mettersi intorno a un tavolo e capire quali sono le esigenze sia da una parte che dall'altra. Sì, discorso molto complesso che continuiamo ad affrontare nella seconda parte di trasmissione. Intanto grazie a Gianluca Altavilla, ci fermiamo per la pubblicità, voi restate con noi perché parliamo ancora di questo e molto altro tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia di Gianluca Altavilla, segretario provinciale del Nursing di Pordenone. Insomma, parlavamo nella parte iniziale, nella prima parte di trasmissione, delle aggressioni agli infermieri che avvengono in strutture magari un po' complicate come la REMS, ma anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. Allora abbiamo chiesto anche al presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone e del Friuli Venezia Giulia, Luciano Clarizia, una sua opinione in merito a queste aggressioni. Sentiamo. Presidente, continuano gli episodi di aggressione ai danni di personale sanitario negli ospedali, ma anche nelle strutture sanitarie locali. Che fare, soprattutto situazione sempre più allarmante? Ma si guarda, è diventato un po' la piaga dell'ultimo periodo. È vero che insomma, aggressioni sono sempre state fatte nei confronti dei sanitari, ma mai come insomma, in questi tempi, in questo periodo. Insomma, non c'è un giorno che non sentiamo di un'aggressione a un infermiere, a un medico, in particolare nei pronto soccorso, ma non solo. Cosa bisogna fare? Bisogna innanzitutto far comprendere alla gente che chi è dall'altra parte. Io comprendo che le persone sono stanche, insomma sono in difficoltà, non trovano le risposte che vogliono, però chi è dall'altra parte è una persona che è lì per aiutarli. Non siamo lì per fare il contrario di quello che loro vogliono. Anche gli operatori sono stanchi, attenzione, siamo stanchissimi, veniamo fuori da una pandemia importante, sempre meno persone, sempre meno numeri, quindi è chiaro che se c'è da una parte lo stress legato al cittadino che ha bisogno di risposte e non le trova, dall'altra parte anche l'operatore ha questo problema, quindi un po' di pazienza, cerchiamo di capire e cerchiamo di rispettarci a vicenda. Cosa bisogna fare? Bisogna immaginare qualcosa di più, insomma che qui intervenga direttori generali, insomma chi ha la possibilità e permetta anche di trovare soluzioni tipo mettere delle guardie giurate. So che il direttore generale di Pordenone già ha fatto questa dichiarazione tempo fa, visto che sono sempre più frequenti questi assalti, insomma, queste violenze sugli operatori, dicendo che voleva mettere all'ingresso del pronto soccorso una guardia giurata H24 che quindi tutelasse gli operatori. Io mi auguro che lo faccia prima possibile, perché sicuramente siamo arrivati a un punto tale che mi sembra non c'è più possibilità di dialogo e siamo arrivati a qualcosa che è inaccettabile, sia violenze verbali ma soprattutto insomma, violenze proprio fisiche.
Queste dunque le parole del presidente Clarizia, che insomma conferma di fatto Altavilla quello che insomma ci raccontava anche lei prima, insomma non c'è, diceva bene prima nel contratto, insomma la percossa, l'insulto. Io condivido pienamente quanto ha detto Luciano, lo sottoscrivo. Il tema qua è da riorganizzare, un attimino ridisegnare tutto il sistema sanitario, nel senso che vi deve essere una risposta maggiore sul territorio. Adesso bisogna accelerare un attimo, però chiaramente non si fa le nozze con i fichi secchi, gli infermieri di comunità, perché se non ci sono infermieri domiciliari non ci possono essere neanche infermieri di comunità. E qui apro e chiudo una parentesi, bisogna cominciare a pensare che sì, aumentare i posti di corso di laurea in infermieristica, anche se l'anno scorso si sono laureati più medici che infermieri, paradossalmente. Però bisogna cominciare a pensare a detassare per quanto riguarda le spese universitarie, perché comunque le spese universitarie, a tornare indietro quando vi erano delle borse di studio a gradoni in base al risultato per chi frequenta scienze infermieristiche, e fare dei raggi traenti, come per esempio dargli un alloggio per chi viene da fuori, no? Un alloggio agevolato, perché se no non troveremo più risorse, perché questa è una regione incardinata verso due confini e quindi è veramente difficoltoso trovare gente. Poi, è inutile dirlo, il privato attrae e porta via risorse. Ecco, su questo si è molto sentito parlare dei medici a gettone che si licenziano dalla sanità pubblica e che vengono chiamati magari anche con 900.000 euro a turno, mentre sappiamo che un infermiere li prende nella sanità pubblica poco più di quei soldi lì in un mese di lavoro. C'è questo fenomeno anche nel mondo degli infermieri, ci sono queste chiamate a gettone, questa sorta di mercato, diciamo, parallelo al pubblico, magari più redditizio, e che invoglia qualcuno a lasciare il posto per avventurarsi, diciamo, in queste chiamate? Allora, ci sono dei colleghi che si sono licenziati per aprire la partita IVA e fare un percorso di libero professionale. No, non c'è la corsa come per quanto riguarda i medici, anche perché è leggermente diversa la partita. I medici, chi fanno i gettonisti, molte volte non hanno specializzazioni, o ce le hanno le specializzazioni, ma ricordiamo che in pronto soccorso, per esercitare in pronto soccorso come medico, uno a tempo indeterminato deve avere la specialità in ambito dell'emergenza. Invece come gettonista uno può essere dermatologo e può andare a fare dei gettoni all'interno del pronto soccorso. Gli infermieri questo non è previsto da norma per adesso, e quindi non ci sono questo, diciamo così, questo flusso così importante. Ci sono dei colleghi che lavoravano in emergenza, hanno aperto una partita IVA e vanno a fare delle prestazioni per gli ambiti privati di emergenza, questo sì, però non è una corsa come abbiamo visto pochi giorni fa su un emittente nazionale, questa cosa, no, non è assolutamente no, non è di questo peso, ecco, di questo tenore. Però, come diceva lei, magari lasciano il posto in emergenza per andare con la partita IVA a fare altro. L'emergenza è quella sempre più svuotata, primo perché è la più complicata, quella dove i turni sono più massacranti, quella dove si fa fatica ad avere una vita propria e fare quel lavoro lì, però bisogna dare anche quella risposta lì. Allora, come stiamo oggi nel servizio di emergenza a livello regionale? Allora, l'emergenza è proprio, purtroppo una volta non lo era, ma adesso è in emergenza, è un gioco di parole. A livello regionale non siamo messi bene, nel senso che abbiamo letto, sentito, tutti i pronto soccorsi sono intasati, ma sono intasati perché, ritorniamo all'argomento di prima, se non costruiamo uno zoccolo duro sul territorio, il cittadino ha bisogno di una risposta e va in pronto soccorso. Quindi bisogna un attimino fortificare il territorio. Da un'altra parte il pronto soccorso, con l'ultimo contratto che abbiamo sottoscritto, prevede un'indennità proprio di pronto soccorso che si aggira circa su un mese a 120-140 euro al mese, a cui si aggiungono altre indennità. Quindi questo potrebbe attrarre a sé altri professionisti provenienti da aree diverse da quelle dell'emergenza.
Allora sì, sta avvenendo anche un cambio generazionale, dei colleghi stanno andando in pensione, come è giusto che sia, e quindi bisogna sostituirli. Adesso vediamo anche con il piano unico di emergenza cosa viene fuori, insomma. Altro tema è quello del ritorno in corsia, insomma, da poco, con l'arrivo del nuovo governo, degli infermieri, questo vale anche per i medici, insomma, Novax, sono due gli aspetti: uno, che sono forze in più che vengono a dare una mano naturalmente nei reparti, dall'altra parte, insomma, qualcuno ha storto il naso perché, insomma, dice chi non ha rispettato le regole. Adesso, insomma, lei come la vede? Ma io la vedo che i panni sporchi li lavo a casa mia. Se ho qualcosa da dire mi chiudo dentro una stanza con la persona e non in televisione. E detto questo, faccio un'analisi. Hanno fatto una scelta di non vaccinarsi. Io ho fatto la scelta di vaccinarmi, farmi 3 dosi, farmi il Covid e tutto quello che ne viene. Va bene. Loro però hanno pagato, perché comunque tutti questi mesi, magari quasi un anno, non hanno percepito neanche €1 e quindi hanno pagato. Invito a una riflessione: siamo senza infermieri, anche quel poco che c'è accogliamolo, perché loro hanno fatto una scelta che può essere non condivisibile, però nella vita bisogna accettare anche le scelte diverse dalla propria. Ecco, siamo quasi in chiusura. A proposito di Covid, si sta decisamente meglio di un anno fa, insomma, perché di questi tempi l'anno scorso purtroppo i reparti erano al collasso, lo possiamo dire. Oggi, anche grazie al vaccino, grazie, insomma, a tante cose, sappiamo molto di più di questa malattia, le cose vanno meglio, si riesce a pensare anche ad altro adesso nelle corsie. Sì, si riesce a pensare ad altro, adesso si sta lavorando in chirurgia per il recupero delle liste d'attesa in maniera forsennata. Bisogna adesso incominciare, visto che vi è un'assenza di professione infermieristica, a rivedere il riassetto a livello centrale di tutta la parte sanitaria. E questo è un tema. L'altro tema è che se non dovessimo attrarre a noi, a Pordenone, risorse, bisogna ridisegnare i reparti, perché così, se andiamo avanti con un rapporto di 1 a 12, arrivare la notte a 1 e 18, gli studi ci dicono che rischiamo la vita dei pazienti. Quindi la richiesta è quella che arrivino forze che sono magari impegnate in altre aziende sanitarie dirottate nel Pordenonese, anche se, insomma, la mancanza immagino che sia un po' in tutte le nostre aziende sanitarie simile, anche se con alcune differenze. Sì, non nego che mi piacerebbe che dalle regioni vicino venissero verso Pordenone, anche perché comunque questa regione ha messo in campo sulla parte dei turnisti un'incentivazione maggiore oltre a quello che è previsto dal contratto. Questo è la prima. No, io intendo che se non dovessimo recuperare risorse dobbiamo un attimino ridisegnare i reparti e magari accorparli e ottimizzare di più, perché un infermiere ogni 18 pazienti, questo lo dimostrano gli studi scientifici americani, aumenta il rischio di morte del paziente. Sì, e sono cose che, insomma, riguardano tutti noi, i nostri parenti, le persone che stanno male, e quindi, insomma, è importante che anche lì si faccia il meglio possibile. Grazie a Gianluca Altavilla del Nursi per essere stato con noi, come sempre, insomma, ci ha dato una grande mano anche in modo dettagliato a capire che cosa avviene nelle nostre corsie, soprattutto quando si parla di infermieri. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie a voi, finisce qui questa puntata di Screenshot, buona serata a tutti, alla prossima.